Grazie di cuore veramente per aver accettato l'invito a partecipare oggi alla inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 del nostro Tribunale. Il servizio di questa realtà, che è profondamente ecclesiale, consiste nel giudicare le richieste di dichiarazioni di nullità relative a matrimoni canonici celebrati in Liguria o la cui parte attrice o convenuta è canonicamente domiciliata nella nostra regione. Il Tribunale interdiocesano è stabilmente a servizio di 6 diocesi liguri: Genova, Chiavari, La Spezia, Sarzana, Brugnato, Savona, Noli, Tortona, che civilmente fa parte del Piemonte ma ecclesiasticamente è nella nostra provincia, e Albenga Imperia. In esse si rende anche fisicamente presente tramite i suoi membri. La prossimità ai fedeli, particolarmente raccomandata da Papa Francesco nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015, è garantita sia dalla sezione istruttoria di Albenga sia dalla presenza del personale in tutte le altre chiese locali, arrivando persino, se necessario, a recarsi presso l'abitazione personale di chi sia impossibilitato a muoversi da essa. Operiamo inoltre in seconda istanza per le cause d'appello del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo e di quello diocesano di Ventimiglia-Sanremo. Un riconoscente saluto all'Arcivescovo Metropolita di Genova, Sua Eccellenza Monsignor Marco Tasca, che quale moderatore del nostro Tribunale Ligure segue sempre paternamente la nostra attività e concluderà con un suo intervento questo incontro. Ai vescovi che ci onorano oggi con la loro presenza, Monsignor De Vasini di Chiavari, Monsignor Palletti della Spezia Sarzano Brugnato, e a tutti i presuli delle diocesi che fanno riferimento al nostro Tribunale e che mi hanno pregato di portare in questo momento il loro saluto a tutti i presenti, assicurando la loro presenza spirituale. Ritengo questa occasione preziosa per sottolineare come, al di là della necessaria e rigorosa professionalità, tutto il personale del Tribunale Ecclesiastico sia consapevole di non essere semplicemente un ufficio giudiziario, ma un'articolazione concreta della comunità cristiana, al servizio della quale si pone in un ambito tanto delicato e fondamentale quale quello della giustizia, che alla luce della rivelazione va intesa non solo come il riconoscimento di ciò che è legittimamente dovuto, ma proprio come ci ricordava anche nella sua omelia Monsignor De Vasini, come la costante attenzione del Dio della misericordia nei riguardi della nostra umanità. Assai significativamente, Papa Francesco, il 18 febbraio 2023 di questo anno, introducendo il corso di formazione per gli operatori del diritto promosso dalla Rota Romana, rilevava che siamo abituati a pensare che il diritto canonico e la missione di diffondere la buona notizia di Cristo siano due realtà separate. Invece è decisivo scoprire il nesso che le unisce all'interno dell'unica missione della Chiesa. Si potrebbe dire schematicamente: né diritto senza evangelizzazione, né evangelizzazione senza diritto. Infatti il nucleo del diritto canonico riguarda i beni della comunione, anzitutto la parola di Dio e i sacramenti. Ogni persona e ogni comunità ha diritto, sottolinea Papa Francesco, ha veramente diritto all'incontro con Cristo, e tutte le norme e gli atti giuridici tendono a favorire l'autenticità e la fecondità di questo diritto, cioè di tale incontro. Perciò la legge suprema è la salvezza delle anime, come afferma l'ultimo canone conclusivo del Codice di diritto canonico, il 1752. Ciò richiede per noi l'impegno a condividere il cammino della fede in Gesù sia tra noi che con quanti abbiamo ogni giorno il dono di accogliere a qualsiasi titolo nei nostri locali,
E proprio allo scopo di approfondire questa tematica, che è assolutamente centrale e imprescindibile, abbiamo deciso di affidare oggi un intervento specifico in materia a Don Gianfranco Calabrese, docente di ecclesiologia e vicario episcopale per l'annuncio del Vangelo e la missionarietà dell'Arcidiocesi di Genova, che tra breve avremo il piacere di ascoltare e dal quale siamo grati per la sua competenza, generosità e le brillanti capacità comunicative. Nell'ottica che ho appena delineato, credo sia un grande dono il poter contare, per usare un termine sportivo, su una squadra affiatata che si impegna sempre in modo assiduo, qualificato e generoso in tutti i ruoli, dai giudici, sacerdoti e laici, dai difensori del vincolo, un sacerdote che oggi ha fatto nella celebrazione in chiesa la sua professione di fede e il giuramento, e 3 laici, alle notare che sono tutte laiche, al cancelliere ed economo. Questa comunità cerca di essere espressione visibile di quella che mi piace definire la fatica gioiosa di vivere l'unità di cuore e di intenti che Cristo richiede ai suoi discepoli. Ci sono fatiche ma vissute insieme come Gesù ci ha insegnato. In particolare la mia stima e riconoscenza vanno ai 2 miei più prossimi collaboratori con i quali condivido le maggiori responsabilità, ossia i vicari giudiziali aggiunti, Monsignor Mario Stigoni della Diocesi di Chiavari e il canonico Tiziano Cubetta di quella di Albenga Imperia. Ringrazio di cuore Monsignor Ettore Signorile, presidente dell'Associazione Canonistica Italiana e vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese, che è per noi l'appello ordinario, e il suo vicario giudiziale aggiunto, Don Fabrizio Poloni, che ci onorano anche oggi con la loro presenza e una consolidata e fraterna amicizia. Ringrazio e saluto con affetto anche il vicario giudiziale del Tribunale Diocesano di Ventimiglia Sanremo, che mi aveva assicurato la sua presenza, Don Emanuele Longo, che è presente, e quello aggiunto del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Lombardo, Monsignor Gabriele Bernardelli, dei quali siamo invece noi la sede normale di seconda istanza. Un saluto affettuoso e un forte ringraziamento va anche ad altri strettissimi collaboratori del Tribunale, la cui opera è preziosissima, ai patroni stabili, a tutti i componenti del Collegio degli Avvocati facenti parte dell'albo del nostro Tribunale, tutti titolati, ossia avvocati votari, e ai periti in materia psichiatrica, neurologica e psicologica, che svolgono un lavoro fondamentale e importante nelle cause che richiedono il loro intervento professionale e che oggi sono la maggior parte, fondamentalmente a motivo del contesto sociale e familiare nel quale viviamo, che spesso crea ostacoli così forti alla maturazione delle persone da impedire loro di accostarsi validamente alla celebrazione nuziale. Ringrazio i chiarissimi avvocati del Foro Civile che oggi partecipano a questa inaugurazione. Mi auguro che la loro presenza, ormai abituale, sia occasione per conoscere sempre meglio il nostro Tribunale Ecclesiastico e continuare in una fruttuosa collaborazione, la quale mette sempre al centro il bene delle persone che rappresenta il nostro comune obiettivo. In particolare sono riconoscente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, che ha concesso per la partecipazione a questo evento l'accreditamento come formazione permanente professionale. Mi piace pure oggi ricordare come presso il Palazzo di Giustizia di Genova sia stata recentemente allestita un'utilissima mostra dedicata alla figura del beato martire Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla mafia per la sua aderenza alla fede cattolica espressa nella dedizione eroica ai valori della pace e della giustizia, come ci ricorda l'orazione prevista per la sua memoria liturgica fissata al 29 ottobre. Anche per noi, giudici operanti in ambito ecclesiastico, egli rappresenta un sicuro modello e un intercessore prezioso. Come affermò Sua Santità Francesco nel mirabile primo discorso tenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario rottale il 24 gennaio 2014, al giudice
è richiesta una maturità umana che si esprime nella serenità di giudizio e nel distacco da vedute personali. Fa parte anche della maturità umana la capacità di calarsi nella mentalità e nelle legittime aspirazioni della comunità in cui si svolge il servizio. Così egli si farà interprete di quell'animus communitatis che caratterizza la porzione di popolo di Dio destinataria del suo operato e potrà praticare una giustizia non legalistica e astratta, ma adatta alle esigenze della realtà concreta. Di conseguenza non si accontenterà di una conoscenza superficiale della realtà delle persone che attendono il suo giudizio, ma avvertirà la necessità di entrare in profondità nella situazione delle parti in causa, studiando a fondo gli atti e tutti gli elementi utili per il giudizio, con imperturbabile e imparziale equidistanza, imitando il buon pastore che si prende cura della pecorella ferita. Ci ricorda il Papa: mentre svolgete il lavoro giudiziario, non dimenticate che siete pastori. Questo riguarda tutti gli operatori, ecco, non solo i sacerdoti o i diaconi. Dietro ogni pratica, ogni posizione, ogni causa ci sono persone che attendono giustizia. A questo riguardo mi sembra opportuno rimarcare un dato pastorale importante, ossia che nell'arco di un anno solare noi entriamo in contatto, nell'ambito delle istruttorie delle cause, con circa 400 persone, tra parti e testimoni, con le quali si ha occasione di interloquire in modo assai profondo, talvolta rievocando quasi tutta la loro esistenza. Ciò deve offrire l'occasione non per rinfocolare antichi risentimenti o illudersi di cancellare definitivamente quanto accaduto, ma semplicemente cercare di riconciliarsi con il proprio passato, nella consapevolezza che questa è la prima modalità per iniziare a costruire un futuro migliore. Voglio pertanto sottolineare che il ministero al quale siamo anzitutto chiamati nella Chiesa è quello dell'accoglienza, che inizia da una nostra personale apertura all'azione dello Spirito Santo, in una vita comunitaria intessuta costantemente dalla preghiera e dal dialogo, come ancora ci esorta a fare il Papa nell'ultimo discorso tenuto la settimana scorsa, sempre alla Rota, ribadendo coraggiosamente che raggiungere la certezza morale sulla nullità, superando nel caso concreto la presunzione di validità, implica portare a termine un discernimento a cui tutto il processo, specialmente l'istruttoria, è ordinato. Tale discernimento costituisce una grande responsabilità che la Chiesa vi affida, perché influisce fortemente sulla vita delle persone e delle famiglie. Bisogna affrontare questo compito con coraggio e lucidità, ma prima di tutto è decisivo contare sulla luce e la forza dello Spirito Santo. Dice Papa Francesco: senza preghiera non si può fare il giudice. Per noi tutto questo cerchiamo di accoglierlo, di viverlo nella quotidianità, attraverso anzitutto un breve ma intenso momento di incontro ogni giorno in tribunale in occasione dell'Angelus di mezzogiorno. Inoltre ci ritroviamo anche in 3 celebrazioni eucaristiche annuali, oltre a questa naturalmente di inaugurazione dell'anno giudiziario, 2 durante i tempi liturgici forti dell'Avvento e della Quaresima a Genova, nella significativa cappella dell'Apostolato liturgico sita nella sede di Villa Serre, e una a rotazione annuale in una delle altre diocesi liguri alle quali facciamo riferimento, dove ci si offre la possibilità di condividere insieme un'intera giornata di fraternità e ascolto vicendevole. Soprattutto siamo felici di partecipare in modo convinto e fiducioso al processo sinodale in atto, inserendoci negli incontri regolarmente previsti con tutta la curia, nei quali ci sembra di poter portare anche la nostra significativa esperienza, specialmente all'interno dell'ormai consolidato metodo della conversazione spirituale, che trova talvolta riscontro singolarmente pratico anche nella nostra attività giudiziaria.
Infatti, come significativamente rammenta sempre il Santo Padre, il discernimento sulla nullità viene sorretto e garantito dal suo essere sinodale. Quando il tribunale è collegiale, come avviene di regola, oppure quando c'è un unico giudice nelle cause brevi, ma egli si consulta con chi di dovere, il discernimento si compie in un clima di dialogo o discussione, in cui sono fondamentali la franchezza e l'ascolto mutuo per una ricerca comune della verità. Mi sembra molto interessante sottolineare come, grazie specialmente alle illuminate e profetiche intuizioni del mio indimenticabile predecessore, Monsignor Paolo Vigon, nella nostra sede giudiziaria esista una fruttuosa e consolidata compenetrazione di chierici, compreso un giudice istruttore diacono, e laici, tra i quali spicca il contributo specifico fornito a livello anche di sensibilità ed attenzione da una maggioranza consolidata di donne, collocate trasversalmente in tutti i ruoli. Una di esse svolge da tempo nell'ambito della pastorale familiare anche il delicato servizio di accoglienza per i fedeli separati previsto dal numero 244 dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, il quale ha avuto sempre riscontri molto positivi da parte di quanti hanno avuto occasione di rivolgersi a esso, consolidando un percorso di discernimento verso una rinnovata vita sacramentale. Infine va sempre ricordato che grazie al contributo economico offerto da tutti coloro, credenti o meno, che destinano l'8 per 1000 nella loro denuncia dei redditi alla Chiesa Cattolica Italiana e alla generosa disponibilità delle chiese liguri, unita a un'attenta gestione delle limitate risorse, è possibile richiedere per ogni causa il contributo di soli 525 euro per le necessarie spese processuali, in realtà più che quadruple, o anche agire, quando è necessario, in totale gratuità, esaminando la posizione dei singoli caso per caso, con lo scopo unico di favorire l'accesso al tribunale di chiunque ne abbia necessità per proprie problematiche morali e spirituali. Veniamo ora ai dati statistici. Nel 2023 sono entrate 75 nuove cause di nullità matrimoniale, ossia 9 in meno rispetto alle 84 del 2022. Questo calo rappresenta una tendenza lenta ma ormai costante negli anni, che a mio avviso ha la sua principale motivazione, anzitutto sia nel calo demografico, che è un po' la base, sia nella diminuzione della diffusione della sensibilità religiosa un po' dovunque. Ci sono meno matrimoni religiosi, meno persone che avvertono l'esigenza di sposarti in chiesa, e tutto ciò deve stimolarci non al proselitismo, ma a percorrere nuove e originali strade d'annuncio della fede, come la Chiesa oggi sta cercando di fare. Di queste cause 29 provengono dall'Arcidiocesi di Genova, che è anche la più grande ovviamente, 23 dalla diocesi della Spezia, 10 da quella di Albenga Imperia, 9 da quella di Chiavari, 3 da quella di Savona Noli e 1 da Tortona. Inoltre sono stati conclusi 84 procedimenti e ne rimangono pendenti 107, ossia 9 in meno rispetto all'anno precedente. Si realizza quindi con il nostro impegno la sempre auspicabile celerità del processo declaratorio di nullità, che il più delle volte si esaurisce regolarmente in un anno o talvolta anche in meno se la causa non presenta particolari difficoltà o non esige, come peraltro avviene molto spesso, un lavoro peritale. Sono state anche concluse 4 cause nella forma rituale ufficialmente breve, che ha come giudice monocratico lo stesso vescovo della diocesi, con l'assistenza di 2 assessori. E questo è stato possibile grazie all'attenzione sollecita dei pastori, dei nostri vescovi, con i quali collaboriamo molto bene. Tale dato rappresenta un importante progresso, perché l'anno scorso era stata soltanto una con questa procedura, causa portata a termine, e certamente quando è possibile adottare questo genere di procedura i tempi sono drasticamente abbattuti,
riducendosi in tutto a meno di 3 mesi. Resta ferma peraltro l'applicazione corretta del vigente canone 1683 del Codice di Rito Canonico, che limita questa possibilità quando concorrano contemporaneamente due situazioni: la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell'altro, quindi l'accordo delle parti; secondo, ricorrono circostanze di fatti e di persone sostenute da testimonianze o documenti che non richiedano una inchiesta o un'istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità. Le due suscitate condizioni purtroppo non sono facili da realizzarsi insieme, sebbene spesso sussistano magari isolatamente l'una dall'altra. Inoltre, come ho già ricordato, attualmente la maggior parte delle cause riguardano i problemi di carattere psichico, neurologico di grave maturità, cioè motivi e capi di nullità che richiedono quasi sempre l'intervento qualificato di un perito, per cui è impossibile stabilire fin dall'inizio la forte evidenza delle motivazioni addotte. Circa l'esito delle cause concluse, va detto che in un caso abbiamo avuto una esplicita pronuncia non favorevole, mentre in un altro si è giunti all'archiviazione su richiesta della stessa parte attrice a seguito degli scarsi riscontri emersi in istruttoria. Questo va ancora a manifestare, come indicato sempre dal Papa nel discorso che è stato pronunciato la scorsa settimana alla Rota Romana, che l'oggettività del discernimento giudiziale richiede poi di essere liberi da ogni pregiudizio, sia a favore sia contro la dichiarazione di nullità. Ciò implica di liberarsi sia dal rigorismo di chi pretenderebbe una certezza assoluta, sia da un atteggiamento ispirato alla falsa convinzione che la risposta migliore sia sempre la nullità, quello che San Giovanni Paolo II chiamò il rischio di una malintesa compassione, solo apparentemente pastorale. In realtà, proseguiva, questo Santo Papa, le vie che si discostano dalla giustizia e dalla verità finiscono col contribuire ad allontanare le persone da Dio, ottenendo il risultato opposto a quello che in buona fede si cercava. Il discernimento del giudice richiede due grandi virtù: la prudenza e la giustizia, che devono essere informate dalla carità. Ricordava anche questo nella sua bellissima omelia Monsignor De Vasini. C'è un'intima connessione tra prudenza e giustizia, poiché l'esercizio della prudentia iuris mira alla conoscenza di ciò che è giusto nel caso concreto. Una prudenza dunque che non riguarda una decisione discrezionale, bensì un atto dichiarativo sull'esistenza o meno del bene del matrimonio. Pertanto, una prudenza giuridica che per essere veramente pastorale deve essere giusta. Il discernimento giusto implica un atto di carità pastorale anche quando la sentenza sia negativa. Se la grande maggioranza delle nostre sentenze, peraltro, è stata affermativa, ciò non è dovuto ad alcun lassismo, ma al contrario soprattutto alla grande onestà e competenza degli avvocati del nostro foro, i quali esercitano un'utilissima indagine preliminare, che, come appare evidente, è di grande utilità al giudice nella ricerca della verità. Delle sentenze quest'anno portate a compimento, 54 hanno riguardato proprio il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali e l'incapacità di assumere gli oneri coniugali per ragioni di natura psichica. Una, il timore grave, mentre 29 sono state concernenti l'esclusione della prole o dell'indissolubilità, avendo alle spalle situazioni che manifestano l'accentuata secolarizzazione odierna che si esprime nel rifiuto appunto di questi beni fondamentali del matrimonio. Per quello che riguarda le cause che abbiamo trattato in appello, quest'anno sono tutte provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo e naturalmente si tratta di cause negative o affermative con appello della parte convenuta o del difensore del vincolo, non essendoci più, dopo la riforma voluta da Papa Francesco, l'obbligo della doppia sentenza conforme. Alla fine del 2022 avevamo in corso 18 cause di appello. Nel 2023 ne sono entrate altre 10 e
ne abbiamo decise altrettante. In un caso anche qui la sentenza negativa è stata confermata, mentre negli altri è stata riformata o sono stati riconosciuti nuovi capi di nullità introdotti successivamente, mettendo in risalto l'importanza dell'indipendenza e della libertà del secondo grado di giudizio, come attualmente garantito. Cedo ora la parola al carissimo Don Gianfranco per il suo preannunciato intervento, al quale seguirà quello dell'avvocato della Santa Sede, Emilio Artiglieri, quale presidente del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Ligure, che assai degnamente rappresenta attraverso la sua pluridecennale esperienza, maturata in gran parte inizialmente proprio nel nostro contesto. Anch'io ringrazio dell'invito, che è stato per me anche una sfida, nel senso che mi sono messo un po' a lavorare sul tema proprio ecclesiologia e diritto, e all'interno del diritto quello che è specifico del Tribunale Ecclesiastico. Ho consegnato, e avete sul vostro fascicolo, la relazione intera, che ho ridotto ovviamente, perché mi sembra, e già riducendo vi siete accorti che vi accorgerete che ho cercato di tenere le tue stesse pagine. Anch'io vorrei dedicare questa riflessione al giudice Rosario Livatino, e vorrei ricordare, perché immagino che in questo momento da dov'è sorride, il mio professore di diritto canonico, Monsignor Tanasini, che saluto, che è stato il mio professore di diritto e con il quale, quando studiavo, tante volte abbiamo discusso anche di temi che riguardavano la teologia e il diritto col suo carattere. Ecco, dedicando questo, mi scuso anche se avrete la relazione, l'ho fatta io, infatti non c'è intelligenza artificiale, perché ci sono dei refusi, perché è stata fatta proprio a mano da me, e quindi questo è una cosa positiva. Comincio le mie riflessioni, che per molti aspetti richiamano quello che è stato appena detto dal Presidente, però questo è il passaggio, cercano di far vedere come queste riflessioni, che nella prima parte sono state riviste, sottolineate dal Presidente, hanno un fondamento nel Concilio Vaticano II, che credo che sia importante e dobbiamo richiamarlo, perché ancora deve essere attuato per molti aspetti. La seconda parte invece è più una parte di conseguenza. Inizio. Dico che è veramente una questione interessante approfondire il tema che mi è stato affidato, il Tribunale Ecclesiastico come strumento di evangelizzazione, nel contesto socioculturale contemporaneo e all'interno delle sfide che la Chiesa oggi è chiamata ad affrontare. Per tentare di indicare alcune piste di riflessione terrò presente le prospettive proposte dal Vaticano II, il magistero postconciliare e, in definitiva, le stesse sollecitazioni di Papa Francesco, a cominciare dalla Evangelii Gaudium. Il criterio che illumina l'agire della Chiesa, ogni atto di giudizio, ogni funzione pastorale, è il cherigma evangelico, l'annuncio del mistero pasquale, della passione, morte e risurrezione, ascensione e Pentecoste, cioè la rivelazione della misericordia e della giustificazione, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, vera giustizia di Dio, Romani 3,5. In questi giorni ho ascoltato una riflessione che che continua a portare. Una cosa è giustificarsi, un'altra cosa è essere giustificati. Cambia la prospettiva. L'origine e la ragion d'essere della Chiesa nella sua missione è la rivelazione del mistero di Dio e la chiamata dell'umanità alla comunione divina, la salvezza. La stessa normativa del nuovo codice di diritto canonico del 25 gennaio del 1983 si collega non solo al Vaticano II, ma trova i propri principi di ispirazione costitutivi e riformati nella stessa rivelazione cristiana. Lo ricorda Giovanni Paolo II, che indica nella parola di Dio l'unica vera legge fondamentale, di cui ogni altra norma canonica deve essere specificazione e derivazione, preoccupandosi anche di recuperare in una visione unitaria tutti i molteplici
dati della storia e della tradizione della Chiesa. In un articolo che ricorda il 40° anniversario del Codice di diritto canonico e che riporta la relazione di Carlo Fantapiè, al convegno che si è svolto a Bologna il 7 novembre del 2023, in occasione di questo anniversario, l'autore titola in modo opportuno il suo intervento «Una Chiesa che interpreta il triangolo tra Sacra Scrittura, principi conciliari e codificazione» del 1983. D'altra parte, questo è un secondo punto, non si deve dimenticare che nessun strumento è autonomo rispetto a chi lo usa, sia che sia un singolo, sia una comunità. Esso manifesta il soggetto che se ne serve e viene usato secondo la maturità, la capacità e i valori di riferimento che caratterizzano lo stesso soggetto. Questo riguarda tutti. Sono le persone che fanno le strutture e, a loro volta e per riflesso, le stesse strutture possono contribuire a formare il soggetto e i soggetti che in esse interagiscono. Tuttavia resta sempre il primato della soggettualità, della coscienza dei singoli e l'intenzione di chi serve le strutture o se ne serve. Non bisogna mai dimenticare l'insegnamento e il comportamento messianico di Gesù, che è possibile ritrovare in tutti i testi evangelici e che è mirabilmente riassunto in Marco, al capitolo 2, versetti 23-28, no? Tutti lo conosciamo. Avvenne che di sabato Gesù passava fra i campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ed egli rispose: non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni, e diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Primo punto. Il quadro di riferimento del tribunale ecclesiastico come strumento di evangelizzazione. Per giustificare e fondare la questione che mi è stata affidata non posso che richiamare 3 punti essenziali che rimandano alla dimensione teologica del diritto canonico e dentro i quali è possibile disegnare e far emergere l'attenzione pastorale, missionaria ed evangelizzatrice del tribunale ecclesiastico. Prendo come immagine di riferimento l'affresco opera di Luca Cambiaso, circa 574-1575, che è presente in questa sala e che raffigura l'atto liturgico deliberativo e legiferante del sinodo provinciale ligure che si è svolto sotto la guida dell'arcivescovo Cipriano Pallavicino, grande pastore innovatore non solo della diocesi di Genova, ma anche della cattedrale. Come notizia storica ed ecclesiastica mi sembra interessante far notare che dopo questo sinodo provinciale del 1574 non si è svolto alcun altro sinodo provinciale se non nel 1950 guidato dal cardinale Giuseppe Siri. È il sinodo provinciale in cui gli atti saranno pubblicati, dopo quelli decretati in latino in modo anch'esso innovativo per l'epoca, in italiano nel 1575. Per presentare le 3 dimensioni teologico e giuridiche dell'azione pastorale del tribunale ecclesiastico che ne rendono possibile la missione evangelizzina, richiamo la Costituzione dogmatica Lumen Gentium del 1964, che presenta il mistero della Chiesa. In particolare mi lascio guidare dal capitolo 1 della Lumen Gentium, il mistero della Chiesa. E qui vedo le 3 dimensioni, molte sono state ricordate, le inserisco in un quadro, in una cornice. La Chiesa è chiamata, allora, prima la dimensione teantrica della Chiesa come realtà umano-divina, come ci ricorda un numero importantissimo della Lumen Gentium, il numero 8. Questo mi aiuta a cogliere il discepolato cristiano come elemento fondamentale di ogni cristiano e anche quindi del tribunale, come ci ricordava questa mattina nell'omelia. La Chiesa è chiamata ad evangelizzare sempre, in ogni occasione, per cui la questione non è se la Chiesa deve evangelizzare, ma che cosa vuol dire e qual è il fine dell'evangelizzazione.
Lo stesso diritto canonico nel canone 204 ricorda un principio fondamentale e tradizionale che rimanda all'appartenenza alla Chiesa, alla sua realtà misterica e alla funzione profetica, sacerdotale e regale di ogni fedele cristiano discepolo. Salto, ma richiama il numero 31 della Lumen Gentium. Quindi tutti siamo chiamati ad essere profeti, sacerdoti e re nel cammino della Chiesa e nella comunione della Chiesa, società complessa che sussiste nella Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui. Al tempo stesso il Concilio presenta il mistero della Chiesa e lo collega in modo analogico al mistero di Cristo, il famoso numero 8 della Lumen Gentium. Avete il testo. Dovremmo essere sempre coscienti che ogni realtà nella Chiesa è una realtà che ha una tensione simbolica, che è anche la ragione di ogni tentativo di riforma e di rinnovamento personale, strutturale e istituzionale. In quest'ottica si comprende che la Chiesa è in Cristo sacramento universale di salvezza. Ogni gesto della Chiesa, nella realtà, è simbolico, cioè rimanda alla realtà invisibile, e ogni realtà invisibile si manifesta nella realtà visibile. Questo è molto importante dal punto di vista del discepolato cristiano. In questo senso è importante, per esempio, il testo della prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 6, i numeri 1 e 7, i versetti. Perché? Perché davanti, già allora, ai tempi di Paolo, litigavano tra cristiani. Allora, Paolo, quando si trova davanti a questo fatto, cosa dice? Non rivolgetevi all'esterno, ai tribunali esterni, ma tra di voi credenti, questo non voglio togliere niente ai tribunali civili, ovviamente, però prima di procedere, vista la vostra poca testimonianza, già non dovreste litigare. Se litigate, almeno che ci sia all'interno delle vostre comunità uno spazio di giudizio che sia legato alla misericordia e alla giustizia. Noto che Emed ed Esed in ebraico sono misericordia e giustizia. Interessante. Fedeltà e giustizia. Secondo punto, la centralità cherigmatico-trinitaria dell'azione evangelizzatrice della Chiesa, cioè la salvezza. Lumen Gentium 2,4. Il dono della salvezza come comunione con Dio nel Signore e nello Spirito, il cuore della salvezza cristiana. Frutto della Pasqua del Signore sono il dono misericordioso e gratuito di Dio della partecipazione alla stessa vita divina. Questo è il grande dono, la salvezza in Cristo Gesù, nel dono performante e vivificante dello Spirito, la conversione, la possibilità di vivere la riconciliazione e la redenzione. Questo è il grande dono. Siamo chiamati a vivere lo stesso dono di Dio, la sua comunione redentrice. E questa è la chiamata alla conversione e alla riconciliazione. Questa è redenzione. Per cui ogni evento, ogni gesto della Chiesa, ogni azione e funzione dei fedeli nella Chiesa e nel mondo, di conseguenza ogni istituzione, ogni struttura pastorale ecclesiale non possono che mediare, conservare, offrire e indicare l'Evangelii Gaudium della salvezza, la redenzione in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi nel primo punto ho voluto dire ogni cosa è simbolica. Nel secondo qual è il contenuto di questo simbolo, cioè che cos'è questo dono. In questo senso è interessante leggere un altro testo, ho citato le scritture perché mi sembrava importante, in un testo che richiama Atti degli Apostoli al capitolo 5, versetto 1-11, cioè cosa succede? Che la prima comunità, siamo all'inizio, mette in comune tutti i beni. Al di là del semmo che cosa vuol dire, ma mi vorrei soffermare sul fatto che non c'era allora la pensione, invece di consegnare il tutto a Anania e Saffira, ne tengono una parte. Questa parte però non la consegnano. Pietro a un certo punto chiede prima all'uno e poi all'altro se hanno consegnato tutto. Quello che mi colpisce è la conseguenza. Nel momento che tutti e due hanno detto una bugia, improvvisamente muoiono. Uno dice, mamma mia, certamente oggi per le entrate sarebbe interessante questo metodo. Ma sotto c'è una cosa molto più importante, cioè il consegnare tutto, i loro beni,
alla comunità vuol dire riconoscere nella comunità lo spazio e il luogo della comunione. Cioè loro sono per te e tu sei per loro. Il fatto di non aver fatto questo vuol dire che non si fidano abbastanza di questa comunità, hanno trattenuto qualcosa. Questo è molto importante dal punto di vista della fiducia e della fede in Dio e nella comunità cristiana. Pensa cosa vuol dire quando si consegna nelle mani del tribunale tutta la loro ricchezza, come ci si comporta, ma non vado verso queste conseguenze. Richiamo in questo senso che è importante in questo prospettivo il fatto che ogni rinnovamento, ogni evento per il tribunale ecclesiastico nella sua funzione pastorale, sia nella fase istruttoria, sia deliberativa e giudicante, sia nella decisione finale, non si deve occupare solo del discernimento e della valutazione del soggetto e dei soggetti, che sono attori nel percorso giudiziario, ma anche della dimensione comunitaria, sociale ed ecclesiale e delle possibili e praticabili cammini di reinserimento. Interessante. Cioè non solo, devo anche occuparmi di come far reinserire dentro questa comunità, perché la senta una comunità viva e si sentono vivi. Questo anche al civile sarebbe importantissimo da sottolineare. Terzo punto, la dimensione storico-escatologica della Chiesa, popolo peregrinante verso il regno di Dio. La fragilità e il rischio dell'errore e del giudizio umano. Lumen Gentium 5 parla della Chiesa e il regno di Dio. La Chiesa è il regno, ma non è totalmente il regno. Quindi c'è una fragilità nel nostro percorso. Che fonda che cosa? Fonda la nostra possibilità di errare, di sbagliare. Perché? E anche di rifiutare quello che viene dato. La vita della Chiesa e la stessa missione pastorale ed evangelizzatrice della comunità cristiana non possono essere comprese e interpretate secondo una logica semplicemente cronologica e spazio-temporale, ma nella prospettiva della realizzazione del regno di Dio e dell'attesa della venuta del Signore, come ci ricorda Lumen Gentium numero 5. Per questo la Chiesa, realtà complessa, lo abbiamo visto nel primo punto, visibile e spirituale, che partecipa del dono della vita divina ed è abitata dal Signore nel suo spirito, punto 2, conserva la propria umana fragilità ed anche nel suo cammino, nella storia, sperimenta il rischio del rifiuto, dell'errore e del peccato. Questa possibilità non impedisce il giudizio, ma richiede alcune attenzioni e un percorso verificabile, un discernimento condiviso nello spirito, l'hai sottolineato, no? Condiviso, diversi gradi di valutazione e di giudizio, attenzione, una formazione permanente degli operatori pastorali, un'attenzione, un accompagnamento nei riguardi degli attori che sono agenti nel tribunale ecclesiastico. Infatti, se si lascia al singolo, io ho sempre paura di quelle cose quando vanno sul singolo, se si lascia al singolo la valutazione del percorso giudiziario, aumenta il rischio di un giudizio e di un discernimento condizionato da una molteplicità di fattori impliciti ed espliciti. Già nell'antica alleanza, questo rischio veniva denunciato. Pensiamo a Deuteronomio 1, 16, 17, dove lo stesso Mosè si trova a doversi aprire all'aiuto degli altri. Questa attenzione deve essere tenuta presente anche quando il giudizio, in alcuni casi, viene attribuito all'ordinario diocesano. La questione non è necessariamente collegata alla cattiva fede, ma al carattere contingente, alla fragilità umana, alla dimensione spazio-temporale e storica della realtà ecclesiale. Saper riconoscere un possibile errore non è un limite, ma una opportunità che richiede l'elaborazione di un insieme di criteri di verifica e di modifica, di valutazioni progressive, che in una società complessa, articolata e spesso condizionata dal rischio della velocità, non può che essere salutare. Senza queste attenzioni aumenta il rischio di trasformare uno spazio di giustizia nella verità e nella misericordia in un luogo di ingiustizia e di prevaricazione. Questo non può che compromettere la missione evangelizzatrice della Chiesa.
Un ultimo aspetto che la tensione storico-escatologica della Chiesa mette in evidenza è la necessità di una riforma permanente, non solo spirituale, ma strutturale ed istituzionale. Non è giustificabile, anche nell'esercizio della funzione giuridica e canonica della Chiesa, in generale attraverso il tribunale ecclesiastico, una concezione statica della tradizione e una ripetizione non solo dottrinale, pastorale e spirituale, ma anche giuridica, che interessa e interpella un eventuale sviluppo anche strutturale e gli stessi processi istituzionali di elaborazione del giudizio e della valutazione e decisione canonica. Il Concilio Vaticano II ha presentato, ricordo Papa, ha presentato la conversione ecclesiale come l'apertura a un permanente riforma di sé, per fedeltà a Gesù Cristo. Lo stesso Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ha previsto questa attenzione in ordine alla missione evangelizzatrice della Chiesa. Ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in una cresciuta fedeltà alla sua vocazione. La Chiesa pellegrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa continua riforma di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno. Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore. Ugualmente, le buone strutture servono quando c'è una vita che le anima, le sostiene e le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza fedeltà della Chiesa alla propria vocazione, qualsiasi struttura si corrompe in poco tempo. I decreti, che in varie occasioni sono stati pubblicati dall'attuale pontefice, pur se in alcune occasioni possono creare una inevitabile tensione, sono un tentativo di stimolare l'azione dei tribunali ecclesiastici ad aggiornarsi in ambito giuridico e in senso pastorale nelle sue strutture e nei suoi percorsi istituzionali e canonici, al fine di rendere più efficace l'azione missionaria e evangelizzatrice della Chiesa nel mondo contemporaneo. E vado verso la conclusione con il secondo punto. I colori e le linee che compongono il quadro e l'affresco di riferimento del tribunale ecclesiastico come strumento di evangelizzazione. E qui ho diviso questo secondo punto in 3 momenti. Il primo è l'istruttoria giudiziaria, il secondo la decisione, il terzo la comunicazione del giudizio. Sono 3 aspetti che devono essere e possono essere illuminati alla luce della cornice che abbiamo detto. Il primo, dimensioni fondamentali dell'istruttoria, l'ascolto empatico e il dialogo fraterno. Per questo la principale dimensione che non si può assolutamente dimenticare, alla quale i vari attori del processo canonico devono essere formati, è l'ascolto empatico. Cito poi nel testo anche i testi di riferimento. Questo atteggiamento preliminare e che deve essere conservato, alimentato e verificato è collegato non solo alla finalità salvifica e redentiva della missione della Chiesa, ma anche ad altri fini che derivano dalla natura peculiare di ogni struttura e di ogni procedimento canonico, che sono, notate, la difesa dei deboli, il ristabilimento della verità teologica e della misericordia, e la lotta contro ogni forma di ingiustizia attuata o subita. La ragione del primato dell'ascolto attento e attivo è giustificato dal fatto che tale ascolto empatico crea e permette un clima che non deve essere né inquisitorio né legato a pregiudizi né a visioni dottrinali ideologiche. Ogni processo canonico è un incontro tra persone e per il cristiano con la stessa persona vivente del Signore risorto nello Spirito. Questo non sminuisce il valore e l'istanza giuridica del tribunale ecclesiastico, ma per molti aspetti facilita e in ultima istanza connota la normativa canonica ecclesiastica come sistema giuridico stimolante in senso profetico nei riguardi di ogni altro sistema giuridico, come si può cogliere dalla stessa storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, che sono andato un po' a rileggere. I sistemi civili hanno condizionato le istituzioni ecclesiastiche, ma è avvenuto anche il contrario, che i sistemi canonici hanno condizionato, grazie a Dio, anche i sistemi giuridici. In particolare, l'ascolto empatico permette l'accertamento della verità giuridica. Non dimentichiamoci che la verità giuridica non sempre corrisponde poi alla verità giuridica.
Laddove tale clima empatico non viene sollecitato, è il rischio che i soggetti che vengono sia consultati, sia che interagiscono con il tribunale ecclesiastico non riescono a narrare con libertà e paressia ciò che è fondamentale per poter operare un vero discernimento personale e comunitario, per raggiungere così una decisione che rispetti e si avvicini il più possibile alla verità dei fatti e delle intenzioni. L'ascolto empatico, il discernimento personale e comunitario conducono e facilitano un giudizio che si lascia modellare dalla verità e dalla misericordia. La formazione degli operatori pastorali che agiscono nel tribunale ecclesiastico non solo deve tener presente un'educazione all'ascolto empatico, ma anche, secondo scadenze predefinite con l'aiuto di specialisti, deve aiutare gli stessi operatori a verificare se questa capacità di ascolto empatico è custodito ed esercitato, perché a forza di sentire cose si finisce di rischiare, no? Pensare. Un'altra dimensione essenziale alla quale gli operatori pastorali del tribunale ecclesiastico devono essere formati e che occorre verificare nel tempo è la capacità di realizzare un dialogo fraterno tra i soggetti che operano nel tribunale ecclesiastico e anche con coloro che sono chiamati ad essere interrogati o consultati dal tribunale stesso. Il dialogo non confonde i ruoli, né condiziona l'accertamento della verità, ma nel rispetto dei criteri che lo rendono possibile, di fatto permette un approfondimento nella conoscenza degli eventi, degli attori coinvolti, facilita un clima comunicativo e rivela un contesto che non può che mettere in luce l'originalità e la singolarità della Chiesa. Essa è comunità fraterna, dove ogni ruolo, funzione e servizio non può che essere esercitato in modo autorevole, non autoritario, a servizio della persona umana, nel rispetto della finalità salvifica e redentrice dell'annuncio cristiano. Per raggiungere questo scopo sono da evitare atteggiamenti inquisitori e giudicanti, che possono far percepire, lo dice il Papa, un senso di superiorità da parte di chi interroga, di indifferenza rispetto alle motivazioni che hanno causato una situazione o di chi ha subito un'ingiustizia. D'altronde, il dialogo fraterno è non è semplicemente fondato su ragioni psicopedagogiche, emozionali o strategiche, ma su una verità di fede evangelica rivelata, che ci ricorda Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Tutti saremo giudicati, come ci ricorda il testo del Vangelo secondo Matteo al capitolo 25, versetto 31, a partire dalle nostre opere, come nel riconoscimento dell'amore del prossimo, della presenza nella carne e nel sacramento del Signore. Secondo, la dimensione essenziale nell'elaborazione del giudizio del tribunale ecclesiastico, che è il discernimento personale e comunitario e il giudizio misericordioso. Non dobbiamo mai dimenticare di avere molta attenzione all'itinerario di discernimento. Esso permette di giungere con retta coscienza e piena conoscenza a formulare un giudizio nei riguardi di un evento, di un comportamento, di una decisione o di un'affermazione positiva o negativa rispetto ad una questione alla quale il tribunale ecclesiastico è chiamato a decidere. Io ho esteso non solo ai matrimoni, ma a tanti altri giudizi. Questo giudizio, pur senza identificarsi totalmente in modo assoluto con una persona o una comunità, ricordiamoci Giovanni XXIII, distinguere l'errore dall'errante, deve essere determinato e comunicato sempre nel rispetto delle persone interessate attive nel percorso giudiziario. Questo processo di discernimento ha come soggetto principale la persona nella sua singolarità, che non può essere né reso oggetto, animato anonimo di una causa giuridica, anche quando tale azione può coinvolgere, e in alcune occasioni coinvolge, altri soggetti. Il giudizio è il frutto di una sinergia tra il discernimento personale e quello comunitario. Per questo credo che per il discernimento personale è possibile se si esercita nella virtù dell'umiltà e nel senso di gratuità. Nel testo intero ho cercato di descriverlo. E nel discernimento comunitario è fondamentale il ruolo del vicario giudiziario che crea quella comunione. Vado alla fine.
Terzo aspetto, gli aspetti peculiari nella comunicazione del tribunale. Anche lì purtroppo si ha poca attenzione di questo, alcune volte, non nel tribunale, ma in generale dobbiamo stare attenti. L'attenzione al bene integrale della persona umana, alla sua sacralità e al reinserimento ecclesiale. Il fine di ogni azione pastorale e missionaria della Chiesa, anche quando riguarda la comunicazione di una pena o di una condanna, o l'esclusione dalla comunione ecclesiale, o una soluzione, un reinserimento del credente nella vita ecclesiale, è sempre la salvezza della persona, del credente, e la ricerca della sua piena e originaria vocazione. Questo è il motivo. L'uomo nella rivelazione è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio e nella Pasqua del Signore redento e santificato nel dono del Santo Spirito. Ecco, la sacralità e la vocazione universale alla salvezza sono dimensioni copresenti che devono maturare ogni comunicazione tra i credenti e la stessa azione pastorale del tribunale ecclesiastico, soprattutto quando si deve procedere a comunicare i risultati del processo canonico o giuridico, che alcune volte viene, pensiamo, non deve essere ridotto ad un atto burocratico e meramente amministrativo. Il rispetto della persona umana e della sua identità e vocazione filiale e divina richiedono la discrezione e l'esercizio della carità pastorale. Inoltre, non si deve dimenticare che ogni pena e decisione canonica deve preservare e contemplare la propria finalità medicinale, redentiva e riabilitativa. Ogni sentenza, ogni giudizio e ogni provvedimento canonico deve preservare e stabilire sempre e comunque percorsi di riconciliazione e di inclusione. Occorre elaborare programmi e strategie opportune ed idonee che hanno come criteri essenziali la gradualità, l'accompagnamento, la riscoperta dei doni e dei carismi personali. Per questo bisogna distinguere tra la persona e la pena, tra la penitenza e la riabilitazione interiore ed esteriore. In definitiva, vorrei concludere richiamando l'esortazione paolina ai Colossesi. Essa può contribuire non solo a indicare le finalità pastorali del tribunale ecclesiastico, ma anche a tutelare la singolarità e l'originalità di ogni come istituzione ecclesiastica del tribunale e come strumento di evangelizzazione. Dice Paolo nella lettera ai Colossesi, ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. Vorrei, perché se no è troppo seria, per leggere veramente un secondo, mezz'ora, ho cercato di tenere mezz'ora, questo testo. Il professore, in piedi davanti alla sua classe, prese un grosso vasetto di marmellata vuoto e cominciò a riempirlo con dei sassi di circa 3 centimetri di diametro. Una volta fatto questo, chiese agli studenti se il contenitore fosse pieno ed essi risposero di sì. Allora il professore tirò fuori una scatola piena di piselli, li versò dentro il vasetto e lo scosse delicatamente. Ovviamente i piselli si infilarono nei vuoti lasciati tra i vari sassi. Ancora una volta il professore chiese agli studenti se il vasetto fosse pieno ed essi ancora una volta dissero di sì. Allora il professore tirò fuori una scatola piena di sabbia e la versò dentro il vasetto. Ovviamente la sabbia riempì ogni altro spazio vuoto e lasciato e coprì tutto. Ancora una volta il professore chiese agli studenti se il vasetto fosse pieno e questa volta essi risposero di sì, senza dubbio alcuno. Allora il professore tirò fuori da sotto la scrivania 2 lattine di birra e le versò completamente dentro il vasetto, inzuppando la sabbia. Gli studenti, come avete fatto alcuni di voi, risero. Allora disse il professore non appena svanite le risate: voglio che voi capiate che questo vasetto rappresenta la vostra vita. I sassi sono le cose importanti, la vostra famiglia, gli amici, la vostra salute, i figli, la fede, le cose per le quali se tutto il resto fosse perso, la vostra vita sarebbe ancora piena.
I piselli sono le altre cose per voi importanti, come il vostro lavoro, la vostra casa, la vostra auto. La sabbia è tutto il resto, le piccole cose. Ma attenzione, se mettete dentro il vasetto per primo la sabbia, continuò il professore, non ci sarebbe spazio per i piselli, per i sassi. Lo stesso vale per la vostra vita. Se dedicate tutto il vostro tempo e le vostre energie alle piccole cose, pensate delle volte nei giudizi, no? Questo è per il discernimento. Se dedicate tutto il vostro tempo e le vostre energie alle piccole cose, non avete spazio per le cose che per voi sono importanti. Dedicatevi alle cose che vi rendono felici, giocate con i vostri figli, portate il vostro partner al cinema, uscite con gli amici. Ci sarà sempre tempo per lavorare, pulire la casa, lavare l'auto. Prendetevi cura dei sassi per prima cosa, le cose essenziali, ciò che veramente conta. Fissate le vostre priorità, il resto è solo sabbia. Una studentessa allora alzò la mano, chi insegna sa che c'è sempre, anche il catechismo, Piero, e chiese al professore, cosa rappresenta la birra? Il professore sorrise, sono contento che me l'abbiate chiesto, era giusto per dimostrarvi che non importa quanto piena possa essere la vostra vita, perché c'è sempre spazio per un paio di birre. Grazie ancora. Eccellenze, Monsignor Presidente, illustri autorità, desidero porgere a nome del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Ligure il più deferente e cordiale saluto, soffermandomi su una riflessione che, pur riguardando una problematica particolare e apparentemente esterna all'ambito puramente canonistico, porta a più ampie, così credo, considerazioni sul rapporto tra foro civile e foro canonico, ma anche a più sentite consapevolezze circa lo sviluppo della nostra scienza e dell'attività propria dei tribunali ecclesiastici. Punto di partenza è il riferimento ad una certa oscillante giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana in tema di delibazione, cioè di riconoscimento dell'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, come previsto dall'articolo 8, comma secondo dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, stipulato proprio 40 anni fa. Ci sia consentito ricostruire un breve excursus. Nel 1988 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, stabiliva la possibilità che potessero essere civilmente riconosciute sentenze di nullità matrimoniale che presentassero anche una convivenza dei coniugi superiore all'anno, pur contrastando col principio stabilito dall'articolo 123, comma secondo del Codice Civile relativo alla simulazione del consenso. Con sentenza del 20 gennaio 2011 veniva invece attribuita rilevanza alla prolungata convivenza coniugale con riferimento alla possibilità o meno di ottenere il riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale canonica nell'ordinamento italiano, senza però specificare quale fosse il termine temporale di convivenza che dovesse essere rispettato. Tale orientamento veniva a sua volta smentito da una sentenza del 4 giugno 2012 della prima sezione, per la quale la convivenza tra i coniugi
successiva alla celebrazione del matrimonio non è ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica. Con la remissione della questione alle sezioni unite, la Corte di Cassazione, in sessione plenaria, pronunciava le decisioni, celebri decisioni del 17 luglio 2014, le quali sembravano aver finalmente offerto un indirizzo, per quanto in dottrina discusso e discutibile, ormai chiaro e consolidato, nel senso di valutare la durata della convivenza coniugale quale elemento preclusivo della delibazione, qualora, mi sia perdonata l'estrema sintesi, si protragga per oltre 3 anni e purché sia eccepita dalla parte interessata. In breve, la Corte precisava che la convivenza coniugale, protrattasi per almeno 3 anni dopo la celebrazione del matrimonio, diventa un limite generale di ordine pubblico, operando in presenza, occorre sottolineare, di qualsiasi motivo di nullità. Nello stesso senso avrebbero disposto successive pronunce della Corte. Ma ecco che ciò che sembrava ormai pacifico è stato rimesso in discussione da più recenti ordinanze, le quali hanno stabilito che il richiamato limite di ordine pubblico alla delibabilità non opera, questo limite non opera, se il vizio genetico del matrimonio atto è previsto anche dall'ordinamento italiano. Così, per quanto riguarda la fattispecie di nullità di matrimonio di quel canone 1095, numeri 2 e 3 del codice di diritto canonico, ossia l'incapacità consensuale, che troverebbe corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'articolo 120 del codice civile, incapacità di intendere, di volere. Pertanto, questo è il principio formulato: la convivenza ultratriennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per incapacità a contrarre matrimonio determinata da vizio psichico, poiché una tale nullità è prevista anche dall'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio. Ci troviamo quindi di fronte ad affermazioni che, pur non disconoscendo del tutto i principi posti a base delle decisioni del 2014 e successive, portano a conseguenze nella pratica molto diverse, anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle cause di nullità matrimoniale oggi, come già è stato detto, riguarda proprio le ipotesi di incapacità o immaturità, che non troverebbero quindi più ostacolo alla delibazione, cioè al riconoscimento in sede civile, a motivo della prolungata convivenza. La questione appare comunque tutt'altro che definita, posto che un'ulteriore linea giurisprudenziale sembra indicare quella che si potrebbe definire una via media e che ritengo meritevole di attenzione, mettendo in risalto le differenze tra ordinamento canonico e ordinamento civile, o, se si preferisce, tra i vizi del consenso nell'uno e nell'altro ordinamento. Ben sappiamo come, a monte delle sentenze canoniche di nullità, per i motivi di cui al canone 1095 numeri 2 e 3, difetto di discrezione di giudizio e incapacità di assumere gli oneri del matrimonio, vi possono essere non solo vere e proprie malattie psichiche o gravi disturbi di personalità, ma anche forme di fragilità o immaturità affettiva che, pur non raggiungendo la gravità clinica, incidono comunque, secondo la elaborazione canonistica,
sulla capacità consensuale del soggetto in quella specifica area, cioè affettivo-matrimoniale, soggetti che in altri ambiti di vita sociale e professionale si può presentare del tutto normale ed adeguato o addirittura con risorse superiori alla media. Ho ben presente casi di illustri uomini politici o dirigenti di importanti aziende il cui matrimonio è stato dichiarato nullo proprio per immaturità psicoaffettiva. Ora, questo più recente indirizzo della giurisprudenza di Cassazione sembra tener conto della differente nozione di incapacità nell'ordinamento civile e in quello canonico. Stabilisce infatti un'ordinanza abbastanza recente, dell'ottobre 2023. Non basta ad integrare la fattispecie dell'articolo 120 una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell'atto, il matrimonio canonico in sé indissolubile e dunque di portata davvero rilevante in quanto destinato per scelta originaria a durare per tutta la vita. L'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significa necessariamente deficit psichico ai sensi delle ricordate disposizioni dell'ordinamento italiano. In breve, la nozione di incapacità, quale assunta nell'ordinamento canonico, appare diversa rispetto a quella riconosciuta nell'ordinamento civile. I giudici di legittimità concludono quindi rimandando la Corte di Appello ad un controllo più puntuale se effettivamente i vizi, come riscontrati dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di unità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano e in particolare in una vera e propria incapacità di intendere e volere, ovvero se li distacchino a motivo della propria specificità. Questa recentissima decisione della Corte di Cassazione potrebbe aprire una approfondita riflessione su diversi temi, dal richiamo di San Giovanni Paolo II nelle celebri allocuzioni alla Rota del 1987 e 1988, laddove avvertiva che per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore rende nullo il matrimonio e che una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia, avendo sullo sfondo una certa omogeneità ma non identificazione tra incapacità in senso canonico e incapacità in senso civile. Richiamo nella sostanza sempre attuale e da comporre però con la maturazione di una maggiore consapevolezza della distinzione degli ordinamenti e soprattutto della specificità dell'ordinamento canonico e dell'oggetto del matrimonio, secondo la lezione della migliore giurisprudenza rotale, che evidenziando il rapporto, o per meglio dire il delicato equilibrio, tra atto del matrimonio o patto matrimoniale e vita matrimoniale, pur considerata nel suo principio di ius ad consortium tot ius vitae, o se si preferisce tra soggetto e oggetto del consenso matrimoniale, ha consentito il passaggio da una generica nozione di amentia ver dementia alle autonome fattispecie codiciali, caratterizzate e relativizzate dal termine di riferimento, cioè il difetto di discrezione e di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente e della incapacità
di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, elaborazione, questo passaggio dalla generica nozione di amenzia o demenzia fino a queste fattispecie, questa elaborazione rappresenta un indubbio e, se mi è consentito, raffinato progresso nella scienza giuridica, ma soprattutto nel servizio alla persona, nell'approfondimento di una più piena e articolata verità. Grazie. Bene, grazie davvero della presenza di questa mattinata. Abbiamo già avuto l'omelia, la relazione del vicario, la relazione di Gianfranco e dell'avvocato, e a me colpisce un aspetto, il verbo accompagnare. Io credo che sia davvero un verbo oggi estremamente importante nell'accompagnare le donne e gli uomini un po' che si presentino, anche in questo caso, al nostro tribunale ecclesiastico. Accompagnare, e qui mi pare importante, nella vita di fede, questi uomini e donne che vengono da noi, quando siamo occupati e preoccupati di offrire loro un'occasione di crescere nella fede, certamente di delineare la situazione, nel trovare tutto quello che c'è da trovare. Ma se lo scopo finale, il bene delle anime, è crescere nella fede del Signore Gesù, io credo che sia davvero bello sentire anche questo compito, come essere vicini o come crescere nell'essere vicini a queste donne e uomini che vogliono fare un cammino con noi dal punto di vista certamente giuridico, ma anche per approfondire la loro fede nel Signore Gesù. E occorre anche, forse anche dopo, e finito il cammino nel tribunale ecclesiastico, come dar loro una mano nel continuare a crescere nella vita di fede. Credo che sia questo un compito che tutti noi come credenti e noi come presbiteri siamo chiamati a fare. Quindi grazie davvero della vostra presenza, confratelli vescovi, che ci ha accompagnato in questa mattina, e come la bella tradizione del tribunale chiudiamo con la preghiera dell'Angelus. Dedichiamo aperto l'Angelus. In maniera ufficiale dichiaro aperto l'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure. Grazie ancora, ecco, a Padre Marco e a tutti voi. Voglio ricordare ecco, anche che il giorno 16 febbraio 2024 alle ore 16:30 nella Sala Quadrivium c'è un convegno che è stato organizzato in occasione del 5° centenario della morte del servo di Dio Ettore Vernazza, e sarà su un tema che approfondisce, con quanto abbiamo detto oggi, un diritto al servizio dell'uomo. E sarà presente, tra gli altri, il prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il cardinale Mambertì, ecco, che rappresenta ecco, a livello istituzionale la massima autorità ecco, in campo giuridico all'interno della Chiesa. Quindi affidiamo anche questo evento al Signore nella nostra preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Ricordiamo tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, rispetta ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie ancora a tutti.